Allora, segretaria, dobbiamo parlare anche delle case di riposo. Non abbiamo tantissimo tempo da dedicare, però comunque un capitolo importante. Apriamo queste case di riposo, è stato un po' apriamo queste porte, lo Sì. slogan di tanti anni fa per entrare a vedere cosa succede dentro le case di riposo. Dobbiamo ritornarci per andare a trovare le persone, chi ha le persone all'interno che tanto tempo che non riesce a vedere. Sembra che finalmente siamo arrivati a un punto significativo e importante. C'era comunque questo impedimento dovuto al DPCM governativo e quindi finché non viene tolto questo cappello governativo di chiusura le singole case di riposo restavano così, diciamo così, a macchia di leopardo, c'è chi si assumeva la responsabilità di aprirle, chi invece no. Adesso cosa succede? Cosa è stato stabilito? È stato stabilito qualcosa concretamente? Allora, dobbiamo intanto vedere poi i testi. Sicuramente sono stati fatti dei passi avanti, nel senso che anche le regioni hanno trovato l'accordo sulle regole per riaprire le case di riposo. Devo dire che anche noi abbiamo utilizzato quello slogan, no? Riaprite quelle porte, da mesi, perché da quando è cominciata la campagna vaccinale e quindi hanno cominciato a vaccinare gli anziani nelle case di riposo, si sono create le condizioni per poter favorire e consentire, no, le visite dei familiari con maggiore sicurezza. Quindi noi abbiamo fatto diversi appelli alla Regione, anche all'assessore Lanzarin, perché si adoperasse in questo senso. Avevamo chiesto, non da soli, assieme all'associazione dei familiari, anche che venisse data la precedenza a un familiare per ogni ospite per consentire appunto la visita, perché sono 13 mesi sostanzialmente, che se non di più, ormai i mesi passano da quando c'è stato il primo lockdown, che gli anziani nelle case di riposo vivono un lockdown affettivo, no? Così l'abbiamo definito, non hanno contatti diretti con i familiari ed è veramente pesante sia per gli anziani che si sentono abbandonati, e noi sappiamo quanto incida psicologicamente sulla condizione di salute degli anziani, ma anche per i familiari stessi, con preoccupazioni altissime rispetto a quello che stava avvenendo dentro le case di riposo, perché non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo vissuto una vera e propria strage nelle case di riposo. Il numero dei decessi degli anziani morti nelle case di riposo è altissimo. Non riusciamo a quantificarlo perché la Regione purtroppo dal 10 di dicembre ha cessato di fornire informazioni e di fornire i numeri, e purtroppo sappiamo che dicembre e gennaio sono stati per il Veneto 2 mesi bruttissimi, no? In cui abbiamo avuto il picco di decessi, eravamo la maglia nera in Italia, quindi qualcosa è avvenuto che non ha funzionato anche nella nostra regione, però purtroppo nonostante i controlli, o forse perché i controlli non erano sufficienti o adeguati, il virus anche nella seconda stagione è rientrato nelle case di riposo e ha fatto veramente strage, perché sono delle strutture con soggetti fragili che non possono difendersi rispetto al virus, e quindi sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e quindi la preoccupazione anche dei figli, dei familiari che erano fuori, non avevano notizie, non riuscivano a entrare in contatto, è stato veramente molto molto pesante, sono stati dei mesi molto, molto duri. Quindi noi abbiamo appunto spinto e sollecitato la Regione perché si adoperasse per consentire le visite dei familiari con il rapporto fisico. Abbiamo anche aiutato, consentito a installare le stanze degli abbracci, che in qualche casa di riposo ci sono, in qualche altra no, perché poi noi abbiamo delle case di riposo che sono molto diverse sia per dimensioni che per strutture. La pandemia ha scoperchiato insomma una situazione delle case di riposo che andrà assolutamente affrontata per mano, perché abbiamo delle strutture obsolete, non adeguate, che non hanno consentito i percorsi differenziati, l'isolamento. Anche se alcune sono anche piccole, tra l'altro. Piccole, quindi c'è un problema di dimensione, ma il piccolo potrebbe anche consentire una dimensione più umana, però va trovato un equilibrio, ma soprattutto va garantita anche un'assistenza adeguata, quindi c'è una carenza di personale medico, di personale infermieristico, che sono temi che abbiamo già affrontato, abbiamo denunciato in tutti questi mesi. Va cambiato l'approccio, perché nel Veneto quasi il 90% degli anziani ricoverati nelle case di riposo sono persone che hanno problemi di non autosufficienza, quindi il tema
sanitario diventa centrale, quindi ci vogliono figure professionali adeguate per questo tipo di cura, e comunque va garantita anche la dimensione sociale. Quindi noi eravamo proprio molto preoccupati, avevamo lanciato l'allarme per questo distanziamento affettivo, no, tra i familiari e gli anziani. Ci auguriamo che adesso l'azione congiunta delle regioni assieme al Ministero, grazie al fatto appunto che sono stati vaccinati, possa consentire se non nei altro con prossimi questo giorni. famoso passaggio, diciamo, con chi è vaccinato oppure chi ha fatto un tampone 48 ore prima, insomma, in qualche modo massimo 2 persone, poi sembra che possano accedere, no, a queste strutture con degli orari, con dei turni, con delle cose, insomma, in modo da essere tutto molto controllato. Sicuramente, però insomma, diciamo che il proseguire della campagna di vaccinazione, che finalmente dopo una partenza molto disastrata anche nella nostra regione, perché come sappiamo insomma, avevano trascurato proprio le persone più anziane, quindi più fragili, adesso finalmente sta ingranando e quindi si sta vaccinando una parte sempre più ampia della popolazione. Questo favorisce anche appunto la frequentazione anche con gli anziani, non solo diciamo nelle case di riposo, anche a domicilio. Anche a domicilio, perché esatto, molti hanno lamentato la solitudine anche a domicilio. Infatti noi abbiamo cercato di sopperire a questo, di prestare assistenza a noi, le associazioni di volontariato, perché la solitudine a casa è un altro dei temi che è esplosa in tutta la propria drammaticità in questa stagione. Siamo ancora preoccupati perché ci segnalano ritardi nelle vaccinazioni a casa delle persone che non possono muoversi, delle persone con una autosufficienza. Stiamo un po' monitorando la situazione, ma a macchia di leopardo ci sono ancora delle difficoltà e quindi anche su questo vorremmo sollecitare la Regione per adoperarsi, coinvolgendo anche i medici di medicina generale che hanno dato la disponibilità. Sono loro che dovrebbero intervenire sostanzialmente. Sono le USCA assieme ai medici di medicina generale, dipende dall'organizzazione, quindi la Regione, la struttura sanitaria regionale deve mettere anche i medici nelle condizioni di valorizzare la loro disponibilità nelle vaccinazioni a casa. E poi si devono finire di vaccinare i benedetti 60-70, che sono i disertori del vaccino, tra virgolette, detto bonariamente, insomma. No, vabbè, ci sono diverse condizioni, sono stati anche quelli molto colpiti dal Covid, per cui non avendo una macchina che funziona bene anche nello scambio di informazioni, perché purtroppo abbiamo verificato che questo è un altro dei deficit che abbiamo. Quindi non è detto che si siano rifiutati o non siano iscritti. Alcuni semplicemente hanno già avuto il Covid e quindi non sono nelle condizioni, non possono vaccinarsi adesso perché perché così prescrive il Ministero, insomma, rispetto al tempo, no, devi aspettare almeno 3 mesi, entro i 6 mesi per poterti farti una dose di vaccino, quindi non necessariamente c'è un rifiuto dei vaccini. Poi bisogna sicuramente dare dei messaggi invece di rassicurazione anche da parte appunto della Regione, ma chi si rivolge al proprio medico di base, per esempio, una funzione importante possono svolgere i medici che hanno un rapporto diretto con gli anziani e con i propri pazienti, nel rassicurare, quindi chi ha il rapporto con i propri medici o quando i medici di base vaccinano, vediamo che lì la percentuale di adesione è più alta. Negli hub ancora abbiamo delle resistenze, delle incomprensioni, quindi sarebbe utile e opportuno che anche la Regione facesse una campagna di informazione, di comunicazione usando i medici di base su questo per informare, per assicurare, perché purtroppo queste notizie sui vaccini hanno creato oggettivamente confusione e panico. Però noi non abbiamo segnali di resistenze. Noi abbiamo tanti che continuano a chiamarci come faccio a vaccinarmi, no? La difficoltà a prenotare, problemi di questo tipo che persistono anche se si stanno gradualmente riducendo, perché appunto finalmente la macchina organizzativa comincia a funzionare meglio. Benissimo, siamo arrivati al termine, abbiamo raccontato diverse cose, diverse tematiche, abbiamo spaziato abbastanza, come sempre voi chiamate, soprattutto chiamate le sedi dello SPCGL per tutte le informazioni di cui avete bisogno. Se ci mandate le mail oppure chiamate, noi poi le inoltriamo, vi facciamo contattare dalla segreteria organizzativa per darvi un supporto. Grazie alla segretaria dello SPCGL, Elena Di Gregorio, di essere stata qui con noi.
Grazie e vi saluto alla prossima occasione. Benissimo, e anche a voi, grazie telespettatori, alla prossima occasione, alla prossima puntata. Naturalmente le puntate le potete rivedere in replica sul nostro sito internet. Buon proseguimento.